Lettere, una dietro l'altra, prese di posizione, messaggi, tutti destinati al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita oggi ad Agrigento per rendere omaggio al drammaturgo in occasione dei suoi 150 anni dalla nascita, per presenziare alla cerimonia di consegna del premio Pirandello. Nei giorni scorsi si erano rivolti al Capo dello Stato, CGIL, CISL, UIL e la Curia Arcivescovile. Adesso si scomodano alcuni inquilini di Aula Sollano e un gruppo di padri di famiglia che rischia di perdere il posto di lavoro. Non è certamente la giornata delle polemiche, affermano i consiglieri comunali di Agrigento, Gerlando Gibilaro, Giuseppe Picone, Angelo Vaccarello e Marco Vullo, ma riteniamo che le istituzioni locali, nel rispetto della liturgia ma senza ipocrisia e falsità, abbiano il dovere, nel dare il caloroso benvenuto a Mattarella, di mostrare anche il volto sofferente e provato della comunità e dell'ente che governa le dinamiche locali. Illustre Presidente Mattarella, sottolineano i 4 consiglieri, la nostra, come lei ben sa, è una terra straordinaria, ricca di storia, di cultura e di archeologia, ma povera di infrastrutture e carente in termini di servizi. Il turismo qui non decolla in assenza di serie politiche a favore del territorio. Gli effetti del patto per il Sud tardano a materializzarsi, la disoccupazione galoppa, l'emigrazione è una costante, le sacche di povertà aumentano. Presidente, siamo sicuri che apprezzerà la nostra sincerità, osservano ancora Gibilaro, Picone, Vaccarello e Vullo, e la invitiamo dall'alto del suo autorevole ruolo a raccogliere il nostro responsabile immisurato sfogo, consapevoli di aver interpretato la volontà del popolo agrigentino e dell'intera assise cittadina. E interviene anche il capogruppo di Forza Italia, Giovanni Civiltà. La presenza in Sicilia e ad Agrigento del Presidente Mattarella, testimonianza antimafia che ha già pagato un pesante tributo di sangue familiare, è occasione per alimentare e rilanciare nell'isola il no incondizionato, costi quel che costi, al ricatto e alla viltà mafiosa in tutte le sue forme di espressione e di radicamento. E provano a raggiungere il cuore e la sensibilità del Capo dello Stato pure i 25 lavoratori dell'Italcementi di Porto Empedocle, i quali annunciano: noi avremmo voluto incontrarla di persona, ma la rabbia e la disperazione avrebbero giocato brutti scherzi e trasformato una legittima manifestazione di protesta in un problema per l'ordine pubblico. Deve sapere, caro Presidente, scrivono, che a pochissimi metri da quella casa di Pirandello si sta consumando un dramma. Noi ci rivolgiamo a lei affinché intervenga sull'azienda e sulla Prefettura di Agrigento, affinché svolga un ruolo vigile sulla questione. Non ci abbandoni, Presidente Mattarella, abbiamo fiducia in un suo intervento fattivo, conclude la lettera dei 25 lavoratori dell'Italcementi di Porto Empedocle.